Dopo il servizio in cui vi abbiamo portato la segnalazione di una nostra telespettatrice che lamentava il fatto che una sua prenotazione per un esame fosse andata persa, intervengono i sindacati. Queste lavoratrici lavorano in trincea, sono coloro che hanno a che fare con il cittadino in primo luogo. Non ci sembra corretto, scaricare queste colpe a queste lavoratrici che non fanno altro che applicare le direttive che arrivano dalla direzione. L'obiettivo da Rete Veneta ampiamente condiviso è quello di far comprendere come il fatto che accadano simili spiacevoli episodi non dipenda dai lavoratori o dalle lavoratrici, ma da chi organizza il lavoro ai piani alti. Per primi noi di Rete Veneta infatti mai abbiamo messo in discussione l'operato di chi quotidianamente, a vario titolo, si trova a lavorare in ospedale. Loro, come sottolineano gli esponenti sindacali, devono svolgere gli ordini della direzione. Al proposito ci spiegano come funzionano le prenotazioni. Non sempre quando si arriva allo sportello o si telefona si può prenotare quella prenotazione, quella prestazione. Al che cosa succede? La lavoratrice del CUP prende e fa una copia dell'impegnativa. Questa impegnativa viene poi elaborata in un secondo momento. Quindi l'operatore obbligatoriamente deve farsi un cartaceo. Quel cartaceo potrebbe e può andare perso. Una soluzione potrebbe esserci nel chiedere all'azienda di aprire il sistema operativo di poter fare le prenotazioni in maniera telematica. Questa richiesta, prosegue Salarolo, è già stata fatta alla direzione dell'UL 7 senza mai però ottenere una risposta e andrebbe a ridurre tanti di servizi. Intanto a breve è previsto un incontro con i vertici aziendali. Al fine di migliorare e sistemare queste inefficienze in modo tale da garantire un servizio efficiente al cittadino, ma anche da non imputare queste inefficienze a questi lavoratori, queste lavoratrici. E intendono precisare il duplice loro intento. Sappiamo benissimo le problematiche che ci sono, siamo per il dialogo e naturalmente per la tutela, per il bene e la tutela dei lavoratori, ma anche per il servizio ai cittadini.